fece salire sul suo cavallo e gli disse: Laura, da oggi sarò sempre con te. Laura poi si trasferì a Bonorva col papà e mamma Francesca. Il papà adesso non è più qua con noi, ma è un angelo che ogni tanto appare nel telefono di Laura. Laura ci pensa e lo sogna ogni notte. E poi continua a chiamare il suo principe. E il suo principe, appena lei lo chiama, va da lei e gli dice semplicemente: E così Laura da quel giorno si trasferì in questa zona bella vicino a Bonorva e a Rebecca aspetta ogni giorno il suo principe e ogni tanto il suo principe arriva e gli regala qualcosa e continua a cantare: